stampa. Mi alzo in piedi, signori, sono in piedi, ora sono seduto, certo, e non c'è stato l'attacco. Vedete anche dallo sguardo di Francesco in regia. Buongiorno, vuoi venire a farti vedere? No, non c'è nessun problema. Siate felici. Non c'è nessun attacco. Buongiorno da Sammy Varin. Ci sono state dirette fiume questa notte, dove su Rete 4 con la Berlinguer. Qualche pazzo l'ha vista? Spero di no, che non fa bene alla salute passare la notte con la Berlinguer, ma piuttosto con il mio gatto a giocare tutta la notte. Non c'è stato l'attacco, Signori, si sono bloccate le rotative, vi faccio subito vedere. Ecco l'apertura della prima edizione dei quotidiani. Il Corriere della Sera apriva con la guerra in Iran, morirà un'intera civiltà. Le famose parole di Trump, ribattuto poi nel corso della notte, Trump blocco l'attacco. Direi che è una buona notizia. Mi viene in mente la famosa paura, Cioè, abbastanza, grazie. Abbastanza, sì. Repubblica, corsa per fermare Trump. La prima battitura questa mattina troverete invece sul quotidiano in edicola tra poco. Ve lo dico, datemi tempo, perché sapete che casualmente abbiamo un computer comunista e fa gli scherzi persino con Repubblica, è indecente, un comunista indecente. Eccola qua l'apertura del mattino. Trump accetta la tregua. Che poi c'è anche qualcosa di più, perché tu dici, accetta la tregua, ma cosa succede? La Stampa, titolo di questa notte, Iran, Trump, i giorni del terrore. Titolo di questa mattina, Trump, Iran, sì alla trattativa. Signori, non possiamo che cominciare questo 8 aprile 2026 con un minimo. Posso essere ottimista? Posso essere ottimista? Sì. Vado sul sito elettronico del Corriere. Trump, basta attacchi sull'Iran per 2 settimane. Teheran pronta a riaprire Hormuz. Il petrolio crolla. Netanyahu, un altro di quelli intelligenti, sì alla tregua, ma il Libano è escluso. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Fa ancora meglio Repubblica. Trump accetta la tregua di 2 settimane. Teheran verso la riapertura di Hormuz. Quindi è stato aperto o non è stato aperto questo stretto? Non è stato aperto, è stato aperto, è stato aperto, non è stato aperto. La diretta, la Cina ha convinto l'Iran. Netanyahu, Libano escluso, negoziati da venerdì. Fatto sta, signori, che se non è stato ancora aperto, Hormuz sta per essere riaperto. Quindi aspettate a fare il pieno di benzina, perché col cavolo. Ma scusa, c'è scritto così, il petrolio crolla, e quindi da questa mattina i benzinai abbasseranno i prezzi. Se varin. Ok, buongiorno coccolini, siate felici che quest'oggi la rassegna stampa è di una positività che ci vogliono anche proibire la manifestazione in Piazza Duomo. Oh, come sono felice! Cazzo dice Sammy Varin? No, è proprio così, signori. Vediamo, ci arriviamo. Certo, vi devo invogliare a stare sintonizzati. Dove pensate di andare? A lavorare? Sì, ma con me! Portatemi dietro. Sulla macchina ricordate che schiacciando DAB sul cruscotto della vostra autoradio, come si diceva un tempo, potete ascoltare Radio Libertà in tutta Italia.
senza utilizzare gigabyte di internet. Se invece avete l'abbonamento, non c'è problema, collegate il vostro telefonino all'autoradio tramite Bluetooth e potete tranquillamente portarci ovunque. Se siete a casa, ricordate che la radio DAB è in vendita in ogni negozio di elettrodomestici. Tutte le radio sono ormai DAB per legge, quindi basta acquistare, costerà 20 euro una radiolina di quelle portatili, tirare fuori che cosa? L'antenna, perché con il DAB bisogna estrarre completamente l'antenna, non è come la vecchia FM che se il segnale c'era si poteva anche lasciare chiusa l'antenna, no, bisogna estrarre completamente l'antenna. La vostra radiolina farà una sintonizzazione automatica e poi basta cercare in ordine alfabetico la vostra radio preferita, in questo caso noi, Radio Libertà, e si ascolta in tutta Italia senza utilizzare internet, nessun abbonamento, nessun gigabyte. Certamente la soluzione migliore per chi ormai praticamente quasi tutti abbiamo l'abbonamento tutto compreso è scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e accenderci quando volete. In più, sul sito radiolibertà.net è possibile ascoltarci e naturalmente guardarci, perché siamo anche in radiovisione su tutti i social, compreso Facebook e YouTube. E in questo caso mando un grande saluto agli amici di Lega Salvini Premier che mi guardano in migliaia ogni giorno, perché a parte la diretta dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 11 a mezzogiorno, ma poi uno in un qualunque momento va sulla pagina di Lega Salvini Premier, ad esempio, per avere maggiori informazioni sulla grande manifestazione che abbiamo indetto per sabato 18 aprile in Piazza Duomo, e tra le tante segnalazioni c'è anche la diretta di Sammy Varin con la rassegna stampa così particolare, questo format inedito, me l'hanno detto anche ieri ragazzi, i colleghi mi hanno detto Sammy, fai una cosa che non fa nessuno. Non ho capito se era un complimento, adesso devo risentirmi un attimo la frase, no? Buongiorno, siate felici, non c'è stato alcun bombardamento, la catena umana che l'Iran ha programmato davanti a tutte le centrali elettriche può anche andare a letto a dormire e poi probabilmente quando vanno via tutti Trump bombarderà. Non è vero, però effettivamente che senso ha bombardare dopo che hai avvisato? Aspettiamo un attimo. Intanto, se è vero che riaprono lo stretto di Hormuz, noi siamo contentissimi, ma non tanto per il petrolio, ragazzi, siamo attaccati al vile denaro, alla vile benzina, al gasolio, ma come siete veramente? Sì, siamo attaccati alla benzina e al gasolio, siamo felici perché non scoppia una guerra mondiale che forse è già scoppiata, però non scoppia ancora di più e quindi c'è una prospettiva positiva, un cambiamento, ok? Cosa guardiamo? Da cosa partiamo questa mattina? Senti, contando che gran parte dei quotidiani, a parte quei 3-4 che vi ho letto, hanno titoli ancora riferiti a questa notte, quindi erano tutti col fiato sospeso, si fa l'attacco, non si fa l'attacco, io andrei questa mattina su Libero, ma per altre motivazioni, ok? Altre motivazioni che ci possono e vi possono interessare maggiormente. Libero, ad esempio, apre con tutt'altro titolo, per essere sicuri, perché effettivamente non si sapeva come andava a finire questo ultimatum scaduto, avrebbe bombardato l'Iran, avrebbe raso al suolo un'intera civiltà, non lo ha fatto per fortuna, e Libero titola questa mattina "Balle atomiche", riferendosi al cabaret Dem alla Camera. Il Partito Democratico ha interrogato Crosetto sul rischio di un fantomatico attacco nucleare all'Iran. Lei cosa sa? Gli hanno chiesto, ma gli USA smentiscono tutto. Mai pensato alla bomba? Figuraccia. Chiaramente sapete che abbiamo in ogni trasmissione delle finestre con il Parlamento, l'avremo alle 8:45 e alle 11 questa mattina, e sentiamo
sentirete che cosa si è detto ieri alla Camera o al Senato. Distrutti ponti e ferrovie, Stati Uniti e Israele stringono la morsa sul regime, quindi si sta nel generale proprio perché non si sapeva come sarebbe finita. Ma in centropagina sul Libero c'è il super telesciacquone. Chi è il super telesciacquone? E si vede un signore che sta per cadere, no, si getta proprio lui nel gabinetto e tira anche l'acqua, ma è il conduttore di Report che le spara enormi su Meloni e la mafia, poi frena. Accuse da Rai 3 al Premier e lei dice squallore per quelle famose fotografie. Lo sapete, ogni tot mesi ne esce qualcuna e per buona risposta qualche quotidiano pubblica le foto degli amici piddini insieme a qualche brava persona stinco di santo. Oh, se devo dirla tutta, siccome io sono uno che non vi nasconde niente, sono uno di voi, sono un militante della Lega, oltre a essere giornalista, e ancora prima, visto che come militante sono qui praticamente a fare la mia vita, vivo in questa radio, ancora prima tessera RIA del 1987, quando avere una tessera della Lega era quasi un sovversivo, questo Sammy Varin, è vero? Beh, visto che vi devo dire tutta la verità, tu dici adesso va sulla verità, no, non vado sulla verità, e bisogna essere sinceri. Oggi c'è un altro quotidiano che la racconta brutta, e quando dico brutta tu dici questo sta per leggere il manifesto. No, non mi è venuto neanche in mente il manifesto, ma dai, il Fatto Quotidiano, ok? Il Fatto Quotidiano questa mattina in centropagina, mentre in taglio alto c'è l'Iran che attende l'apocalisse, Crosetto e le basi sia agli Stati Uniti, la Casa Bianca smentisce l'atomica tattica, ma a interessare a me è il centropagina e c'è il pentito amico, il tizio barbuto che fa foto di qua e di là. E attenzione, il pentito amico, ma amico un po' di tutti effettivamente, amico di nome e di fatto, si dichiara lui. Il pentito amico parla dei contatti in Lega e Forza Italia. Non solo Meloni, contro Report, Fatto e chi dà la notizia. Molteni, il sottosegretario della Lega, mio amico, dice amico. L'uomo dei Senese a Milano citò il leghista e Caon, Forza Italia e Misto, che dice forse lo portai alla Camera, verbali con politici omissati. Questi titoli un po' criptici del quotidiano Il Fatto Quotidiano, dovete capirli, ma chiaramente un titolo del genere mi ha allarmato e ho fatto una cosa che non ho mai fatto in vita mia, ragazzi. Sono quelle scelte di vita di cui potresti pentirtene, perché già tu spari cazzate di per te, e se poi inizi anche a leggere l'interno del Fatto Quotidiano sei proprio un pirlone, semivarinone, c'è poco da fare. E va bene, lo leggo, entro all'interno del Fatto Quotidiano, signori, non solo Fratelli d'Italia, nelle parole del pentito amico tutta la rete, del pentito amico, è mica facile, la punteggiatura qua, cioè amico o è amico? È amico, si chiama amico di cognome, ma è amico di tutti. Questo andava di qua e di là pur di farsi conoscere, picciu, di allargare i suoi tentacoli. Quindi riproviamo a leggere, vediamo allora. Non solo Fratelli d'Italia, nelle parole del pentito, amico, tutta la rete dalla Lega a Forza Italia. I verbali omissati. L'uomo dei Senese sta raccontando ai PM la tela dei suoi rapporti politici. Per la Procura di Milano è credibile. Caon di Forza Italia, forse lo portai io alla Camera.
questo forse lo portai io alla Camera, e insomma, vabbè, fatto sta, è lo scoop di Report, accesso libero alla Camera, botta e risposta tra la Camera e Report. Il Fatto ha pubblicato l'anticipazione della nuova stagione della trasmissione in onda dal 12 aprile su Rai 3, svelando una foto che ritrae Gioachino Amico e Giorgia Meloni. Questo l'abbiamo visto in questi giorni, un selfie che risale al 2019, quando Amico era già stato condannato per truffa. Oggi è uno dei principali collaboratori di giustizia dell'inchiesta della Procura di Milano sul consorzio di mafie in Lombardia. La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha raccontato di come Amico avesse un tesserino per accedere alla Camera. Non è mai stato rilasciato alcun tesserino permanente intestato al soggetto citato, ha fatto sapere Montecitorio. Mai parlato di pass permanente, ma di accesso libero a piacimento in una sede istituzionale, fanno sapere da Report. Fatto sta che c'è un paginone quest'oggi su Report e in taglio basso l'intercettazione, le carte nel 2021, i commenti sulla squadra di Draghi e l'entusiasmo per le nomine. Siamo nel 2021 e il virgolettato dice: il mio caro amico Molteni è diventato sottosegretario. Strategia, Carroccio è andato di nuovo al Viminale. Altro virgolettato. L'uomo della mafia SPA al nord appare euforico, dice nell'articolo Il Fatto Quotidiano. La Lega è andata di nuovo al Viminale. Olè, Molteni è diventato sottosegretario di Stato, il mio caro amico Molteni. Incarico di prestigio che sarà poi rinnovato dal governo Meloni. Amico riprende il discorso: il mio caro amico Molteni e tutti gli altri, quindi abbiamo possibilità. Ci sono, oltre ai ministri della Lega, anche quelli di Forza Italia tramite Roberto Caon, perché di Forza Italia ne sono entrati 7-8, in realtà saranno 6. A chiosa iniziale di questa lunga intercettazione, gli inquirenti che stanno indagando sull'uomo del consorzio annotano: Amico commentava positivamente le nuove nomine volute dal governo Draghi, ricorderete, spiegando che grazie a queste conoscenze e a queste nuove nomine si sarebbero potute presentare nuove possibilità di investimenti. Qua mi fermo, il mio caro amico Molteni, eccetera, eccetera, puro fango che, a mio parere, non c'entra assolutamente niente, ma si sa, il Fatto Quotidiano è la sua specialità, gettare fango. Ho voluto dirvelo subito, perché è giusto che sappiate chi spara contro di noi, contro il governo, perché ci sono dentro tutti praticamente, c'è dentro la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia con tanto di fotine, e contro la Lega in particolare perché qualcuno vorrebbe bloccare la manifestazione indetta per il 18 aprile. Ci arriviamo? Ci arriviamo. Allora, molliamo molto volentieri il Fatto Quotidiano, ragazzi, ma sappiate del fango gettato e a ogni azione corrisponde una reazione, sicuramente, quindi ci saranno delle brutte reazioni da parte della Lega verso il Fatto Quotidiano, perché sono situazioni che non servono assolutamente a nulla diffondere le parole di un pentito mafioso che spara liberamente al telefono. Ritorniamo su Libero, il telesciacquone, a proposito appunto di schifezze lanciate attraverso i media. Entrando all'interno di Libero, vi faccio un panorama di quello che un po' è accaduto anche in Parlamento negli ultimi giorni. Crosetto spiega alla sinistra i patti internazionali dicendo: non possiamo assecondare isterie e infantilismi. Ricordiamo anche la terribile intervista di Crosetto ieri al quotidiano Il Corriere. Cabaret democratico alla Camera, rispetto degli impegni. Crosetto 1: rispettare questi accordi non significa essere coinvolti in una guerra. Patti rispettati. Crosetto 2: ho detto no su Sigonella e tutti i ministri avrebbero rispettato i patti. Alleati non servi. Crosetto 3: Italia e USA sono amici e alleati, ma non c'è bisogno di dire sempre sì. In queste 2 pagine, in questo doppio paginone, il quotidiano Libero
racconta che cos'è successo ieri in Parlamento, la risposta del governo. Energia, nessuna emergenza. L'esecutivo prova ad abbassare la tensione ed esclude le ipotesi di targhe alterne ai razionamenti. Stiamo tranquilli, quindi. La nota di Palazzo Chigi: la popolazione civile iraniana non può e non deve pagare per le colpe dei governanti. E ricordiamo, appunto, non è successo niente questa notte, tutto rimandato, c'è una tregua di 15 giorni e pare che si stia per riaprire lo stretto di Hormuz. Quindi oggi vi svegliate e andate a lavorare con una speranza scritta minuscola, mi raccomando. Report e Il Fatto ci provano, vedi che già Libero lo segnalava a pagina 6. Meloni in foto col pentito, parte il fango per un selfie, poi Ranucci tira il freno. Ma abbiamo visto che oggi Il Fatto Quotidiano riprende la corsa contro cosa? Poi contro il regime, certo. Vogliono buttare giù questo governo per far salire il Movimento 5 Stelle, chiaramente con Conte che comanda insieme al PD. L'opposizione, come vi dicevo, si aggrappa a Sigfrido Ranucci per alzare la testa. La batteria di dichiarazioni in serie dal PD ad AWS, Schlein, Giorgia non faccia la vittima, chiarisca i rapporti con il clan. Il Movimento 5 Stelle che gongola, ma Fratelli d'Italia si chiede: questo è giornalismo? E ce lo chiediamo anche noi della Lega dopo quello che hanno scritto questa mattina sul Fatto Quotidiano. La ribalta di Elli a Di martedì: Meloni non faccia la vittima e guardi all'interno del partito, faccia chiarezza e pensi agli italiani che pagano le bollette. La replica alla redazione unica: io cristallina contro i boss. Il post della Premier, attaccata su mafia e famiglia, la Meloni reagisce, ricorda i provvedimenti sul carcere duro e deride il pirotecnico collegamento con la figura di suo padre. Fango nel ventilatore. Siamo sempre sul quotidiano Libero, a proposito delle carte dell'inchiesta Idra, l'antimafia dice: i boss della malavita volevano prendersi la Lombardia. E l'intercettazione: mi è arrivata la tessera di partito, Fratelli d'Italia. Così Gioacchino Amico, sempre questo amicone, il presunto referente del clan senese in Lombardia e ora tra gli imputati pentiti del processo Idra in corso a Milano, riportate in una informativa agli atti dell'inchiesta della DDA che ipotizza un'alleanza strutturale tra Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta per fare affari sul territorio lombardo. Amico, si legge nell'atto, il 16 giugno 2020 raccontava a Raimondo Orlando, pure lui finito sotto inchiesta, di essere iscritto a Fratelli d'Italia, partito con cui avrebbe voluto fare il listone alle elezioni a Canicattì, il comune in Sicilia dove era nato e dove era coordinatore di Movimento Fare, fondato dall'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, che salutiamo caramente. Argomento questo di cui aveva parlato qualche settimana prima con Orlando, il quale aveva affermato: mi ascolti, che succede? Automaticamente andiamo a fare noi altri l'apparentamento, lo facciamo noi altri con il sindaco, Fratelli d'Italia, capisci? E ci becchiamo l'assessorato. Queste le intercettazioni che propone il Libero. Vi dicevo che quest'oggi il Fatto Quotidiano tira in ballo anche la Lega e il sottosegretario alla giustizia Molteni, sempre in queste intercettazioni che capite quanto possano centrare. Siamo sempre sul quotidiano Libero perché, visto che si sono divertiti in una certa sinistra a commentare determinate foto, allora possiamo pubblicare anche le loro di foto. E a pagina 9 c'è tutta la collezione. Predicano bene la sinistra e quelle foto con mafiosi e terroristi. Se avete il famoso vicino di casa comunista, oggi Libero è da acquistare e fargli vedere le sue belle foto.
Dal grillino Pedullah in Kefia con Annun a Ellie insieme al sindaco Stalker, i compagni chiedono sempre comprensione, ma se succede agli avversari... La difesa del PD De Caro, l'ex sindaco di Bari, fece una foto con sorella e nipote di un boss. Ero a una sagra, mi fermano tutti. Queste sono tutte le belle foto con belli stinchi di santo in compagnia dei big del PD. Tutto a pagina 9 del quotidiano Libero, che è l'unico che si sfoga in questo modo, e direi anche giusto farlo. Vi porto a pagina 10, perché solo Libero ne parla, ma qualcosa si sta muovendo e qualcosa che non ci fa certo piacere, perché si parla di censurare una manifestazione. Censura rossa a Milano, scrive Fabio Rubini questa mattina su Libero. I Dem vogliono vietare la kermesse della Lega. Avete capito bene, ve la stiamo menando da settimane se non da mesi, l'abbiamo lanciata, se non erro, forse a Pontida la scorsa estate, il 18 aprile, sabato, non questo, quell'altro, alle 15, una grande manifestazione della Lega in Piazza Duomo a Milano, con i patrioti europei, con tanti big europei, per dire senza paura, in Europa padroni a casa nostra, per dire tutti insieme quella parolina che stiamo imparando e state imparando perché bisogna impararla: remigrazione, per chi si macchia di gravi reati qui da noi. Non li vogliamo questi personaggi, anche perché sono quasi tutti figli del barcone, figli di immigrati o arrivati col barcone, che non si fanno assolutamente problemi a macchiarsi di qualunque reato, tanto sono già clandestini. Che vogliamo fare? Una manifestazione? È possibile fare una manifestazione? Non è possibile. La Presidente del Consiglio Comunale Buscemi deposita un ordine del giorno che chiede al Questore di fermare la manifestazione. A furia di gridare al regime, è finita che il regime è arrivato davvero, ma è rosso, alle insegne del Partito Democratico e a Milano come quartier generale. I fatti: il PD milanese vuole impedire alla Lega di fare la manifestazione del prossimo 18 aprile, che ha come temi forti il classico padroni a casa nostra e il contrasto all'immigrazione clandestina tramite remigrazione. Cioè, chi viene qui per lavorare è benvenuto, chi viene per delinquere deve essere rispedito a casa sua. Remigrato, appunto, un concetto semplice ma non per la sinistra, che da sempre sogna di sostituire popolo ed elettori con migranti di seconda e terza generazione più inclini a votare dalla parte giusta. Tornando a Milano, a mettere nero su bianco il niente alla piazza leghista è stata la Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi, esponente del PD, che ha depositato un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a esprimere ferma condanna nei confronti dei contenuti della manifestazione, dichiarandoli incompatibili con l'identità civile e democratica di Milano, e a portare al prefetto e al questore le preoccupazioni della cittadinanza e del Consiglio Comunale, richiedendo un'ulteriore valutazione rigorosa sull'opportunità di autorizzare l'evento per motivi di ordine pubblico e per la palese violazione della Carta Costituzionale. Ah, però, ordine pubblico e violazione della Carta Costituzionale. Secondo il PD non dovremmo fare questa manifestazione. Questo è il sunto di queste due paginette grondandi retorica buonista, la stessa che ha fatto di Milano la città più insicura d'Italia. Quel punto però è un altro e riguarda il diritto di manifestare costituzionalmente garantito a tutti. E qua mi fermo, signori, ma voglio un vostro parere. Non ve l'ho detto ancora, ma questa è l'unica rassegna stampa in cui potete intervenire inviando un messaggio WhatsApp in tempo reale. Sono le 8 di mattina, o se mi seguite nella replica serale sono le 20:30.
Potete inviare un WhatsApp al 340 6709 659 perché sia in diretta che in registrata, come si dice, ci sarà qualcuno che appena arriva davanti al microfono legge il vostro WhatsApp. Pausa con Giovanni Marradi, ma ritorno tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Plin plom plan. Vedi, anche la musica è di speranza questa mattina. Giovanni Marradi, on Airing Bound, sullo stagno delle Aringhe, meglio sull'Oceano Atlantico, uno dei pezzi del figlio del trombettista e direttore d'orchestra Alfredo Marradi. Lui è Giovanni Marradi e pronipote dell'omonimo poeta, ragazzi. È un pezzo grosso ma assolutamente sconosciuto, questo pianista che ha fatto decine e decine di album, cioè 150 gli album prodotti con questo stile caratterizzato da melodie dolci e rilassanti, spesso accompagnate da orchestrazioni eleganti. Mi piace
e ogni settimana vi sto proponendo un pezzo che trovate facilmente sugli store digitali, ma soprattutto su YouTube, Giovanni Marradi. Il buongiorno si sente dal Varin, buongiorno anche a Francesco, tutti felici e contenti questa mattina perché non c'è stato nessun bombardamento in Iran, nessuna decimazione, nessuna cancellazione di civiltà. L'ANSA apre questa mattina con Trump estende la scadenza dell'ultimatum all'Iran di 2 settimane. Il messaggio del presidente su Truth: lo stop ai bombardamenti è a condizione che l'Iran acconsenta l'apertura completa, immediata e sicura dello stretto di Hormuz. Venerdì il primo round di trattative per mettere fine alla guerra. Similmente e tutti gli altri siti. Trump: basta attacchi sull'Iran per 2 settimane, scrive il Corriere. Teheran pronta a riaprire Hormuz, il petrolio crolla. Quindi buone notizie, se dovete fare il pieno aspettate qualche giorno, non è il caso perché sappiamo poi le reazioni dei benzinai sono velocissime, il petrolio scende immediatamente, loro ci mettono un mese ad abbassare il prezzo, però diciamo che c'è una certa positività dai questa mattina. Sentiamo i vostri WhatsApp 340 6709 659, l'unica rassegna stampa che vi fa parlare, perché potete inviarmi anche un messaggio audio, se lo fate in questo momento ve lo leggo al volo, 340 6709 659. Marco, buongiorno, mentre i giornali parlano di biglie galattiche o lunari, qui a Brescia nel lunedì di Pasqua 4 morti improvvise. Tan da da da. E non solo a Brescia. Sappiamo di queste morti improvvise ormai da anni e sappiamo soprattutto che i giornaloni non ne parlano. Ciao Sammy, ieri sera ho girato sul 4, ma per sbaglio, lo giuro. Indovina chi c'era? Rula Gebral, che ovviamente sparava cazzate. Ho cambiato inorridita, ma vorrei capire come fa Mediaset a far passare certi contenuti. Per me sono peggio della lebbra, cara Dani. Mediaset deve fare soldi, e lo fa facendo parlare molto volentieri anche certi comunisti, ma in questo caso c'era la non stop della Berlinguer. Ragazzi, te la sei sorbita fino alle 2 di notte? Spero di no, perché qui anche la salute è importante. I vostri WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, era già successo anche a Salvini, che quando durante una manifestazione faceva dei selfie era capitato che in uno c'è finito il figlio di un mafioso. Apriti cielo, i giornalisti ci avevano sguazzato a più non posso. Salvini alle loro domande aveva risposto che mica poteva chiedere a tutti la carta d'identità. Brava Clara, è così per tutti. Ma qualcuno non aveva detto che la Meloni non si poteva attaccare perché era troppo pulita? Ma infatti lo è pulita. Il problema è che ci si attacca a qualunque cosa. Qualunque cosa. Maurizio scrive troppe cose. Maurizio, non ce la faccio a starti dietro. Se mi scrivi un unico WhatsApp con il sunto del succo che vuoi dare agli ascoltatori, altrimenti devo leggere tutta la trasmissione e i tuoi messaggi. Trump dovrebbe essere al suolo. Trump dovrebbe essere al suolo, forse raso al suolo, anche qui mi scrivete in una strana lingua. Il Fatto Quotidiano per troppa inciviltà. Quindi quelli che devastano la città e si scontrano con la polizia sono assolutamente compatibili con l'identità civile della città di Milano, vero? È vero, Marco? Sì, perché pare che ci vogliano proibire la manifestazione del 18 aprile qui a Milano. Caro Sammy, buongiorno. Hai appena letto la richiesta al questore di Milano, il motivo per il quale saremmo fatti fuori alle prossime elezioni. I comunisti hanno inventato loro la burocrazia, è vero, una ragnatela complessa e resistentissima a ogni cambiamento. Male che vada, siamo già fottuti, ma no, tranquillo Enzo, ce la faremo anche questa volta. Però io con tutta sincerità vi devo riportare sul quotidiano Libero, che è l'unico che dice questa notizia. Siamo a pagina 10 di Libero. I Dem vogliono vietare la kermesse della Lega. Perché?
questione di ordine pubblico, ma anche perché violerebbe la Costituzione. Eh sì, la presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi ha depositato questo ordine del giorno, quindi è una manifestazione incompatibile con l'identità civile e democratica di Milano, a quanto pare, come dice Enzo, compatibile soltanto con le manifestazioni dei centri sociali che distruggono mezza Milano, ma sono compagni che sbagliano assolutamente. E quindi adesso che succede? Quello che la sinistra vorrebbe impedire con un rigurgito da regime sovietico risvegliatosi subito dopo la vittoria dei no al referendum. Avete notata questa cosettina? Alla Buscemi ha risposto la vice segretaria della Lega e consigliere comunale milanese e anche europarlamentare Silvia Sardone. L'ordine del giorno presentato dal presidente del Consiglio Comunale di Milano Buscemi è semplicemente indecente. Il PD, si legge nella nota, chiedendo a prefetto e questore di non autorizzare un grande evento che porterà a Milano numerosi leader europei dei patrioti, dimostra di non essere affatto democratico e di non volere che in questa città ci siano eventi di confronto dal respiro internazionale. E ancora, a sinistra hanno uno strano concetto di libertà. Per loro può andare in piazza a organizzare raduni solo chi è di sinistra, evidentemente. Sardone replica a Buscemi anche sui temi portanti della manifestazione. Noi non ci vergogniamo di ribadire il nostro no all'immigrazione senza freni e di urlare la nostra contrarietà al fenomeno crescente dell'islamizzazione. Inoltre, rivendichiamo il dibattito sulla remigrazione, intendendo per esempio l'urgenza di potenziare le espulsioni dei delinquenti stranieri, e ricordiamo al PD che in numerosi paesi europei, a partire dall'Inghilterra e dalla Danimarca, dove governano loro alleati, ma anche in Germania, dove i socialisti fanno parte della grande coalizione, il tema dei rimpatri e delle espulsioni di irregolari e delinquenti è all'ordine del giorno. Evidentemente loro preferiscono la Milano capitale dei reati. Il PD la smetta di voler impedire la possibilità di organizzare una manifestazione a chi la pensa diversamente. Ragazzi, adesso forse sono chiuse le sezioni della Lega, ma il consiglio che vi do è di contattare la sezione della Lega a voi più vicina, mandategli una mail, o ancora prima, signori, fate veloci, andate sul sito legaonline.it, legaonline tutto attaccato.it, e prenotate la manifestazione del 18 aprile a Milano in Piazza Duomo. Arriva un pullman che partirà dal paese più vicino a voi e vi porta dritti a Milano. Prenotate come reazione alla sinistra che vuole vietarcela, prenotate la manifestazione, ok? Detto del botta e risposta, restano dubbi sulla bontà dell'uscita di questa Buscemi. Buscemi? Cosa c'è? Non si può chiamarci Buscemi. Buscemi. Intanto perché nella sua veste di presidente del Consiglio Comunale di Milano dovrebbe rappresentare tutte le campane presenti a Palazzo Marino. È vero, ha parlato quella che forse era meglio che stava zitta, e non solo la sua, presidente del Consiglio Comunale. E insomma, è questione di galateo istituzionale, lo stesso che le chiede agli altri. E poi c'è la questione non certo nuova del doppio pesismo della sinistra. Proprio il 18 gli Antifa hanno fatto sapere di voler organizzare una contromanifestazione diffusa per contrastare quella fascista di noi della Lega. Ma nel documento della Buscemi non si fa riferimento ad essa, e anche in passato non si ricordano prese di posizione contro cortei non autorizzati che hanno devastato la città. Insomma, l'ennesima occasione persa per far vedere che chi governa Milano lo fa nel nome dei milanesi, di tutti i milanesi, e non in nome dell'ideologia cara alla sinistra
Peccato. E dire che di solito quanto il centrodestra manifesta in città non si registrano incidenti, tensioni, scontri con le forze dell'ordine. Al contrario, quando sono gli amici antagonisti, la lista dei feriti tra gli agenti è sempre piuttosto lunga, così come quella dei danni. Il conto per riaggiustare tutto è assai salato e lo paghiamo tutti noi. Ma evidentemente per il PD non solo milanese, le botte di sinistra sono democratiche, i cortei pacifici del centrodestra invece sono fascisti. Voi li capite? Che ne pensate voi? Scrivetemi 340 6709 659. Oh, mica solo da Milano, da tutta Italia partono pullman che vi porteranno sabato, non questo, il prossimo, il 18 aprile alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano per la manifestazione sulla remigrazione ideata dalla Lega con i patrioti europei. Sono ancora sul quotidiano Libero, sì, vi ho fatto scaldare, ok, mi fa piacere perché quest'ora è ancora freschettino, ma il sole ci bacia ancora per il momento su Milano. Qualcuno mi dice non ho scritto, è legaonline.it per prenotare la manifestazione della Lega. Su questo sito ci sono tutti i numeri di telefono delle sezioni che organizzano un pullman che vi porta a Milano. Legaonline.it. Siamo su Libero, ci restiamo ancora qualche minuto anche perché è molto completo quest'oggi, ci ricorda a pagina 13 Libero che c'è il fermo per Sea-Watch, non ha avvertito i libici, la nave della ONG tedesca dopo aver salvato alcuni migranti è stata multata, vertice sull'immigrazione a Palazzo Chigi con i ministri Giorgetti e Piantedosi. Domani la Cisint svela alla Camera il suo libro, domani alla Camera Sala Salvadori l'eurodeputata leghista Anna Maria Cisint, una delle nostre eroine, presenterà il suo libro La minaccia di Allah. Direi che è potentino come titolo e ti immagini se questo è solo il titolo chissà cosa contiene. Adesso io non voglio dire che deve stare su ogni comodino che ascolti questa radio, però insomma La minaccia di Allah, Anna Maria Cisint ha appena pubblicato questo libro. È dedicato al rischio che rappresenta l'Islam politico. Nel volume Cisint raccoglie le sue esperienze e le sue analisi, maturate prima da sindaco e oggi da europarlamentare, e contiene anche spunti normativi che si sono concretizzati nella proposta di legge sulla regolamentazione delle confessioni religiose prive di intesa con lo Stato, guarda caso, ad esempio con l'Islam. Modera Daniele Capezzone, domani alla Camera la presentazione di questo libro che già si può ordinare, La minaccia dell'Islam, Anna Maria Cisint, eurodeputata della Lega. E chiaramente, signori, adesso non è che io un libro non lo scriverò mai, non sono capace, non c'ho neanche tempo, però se cercate Sammy Varin su YouTube potete rivivere quello che abbiamo portato avanti in tanti anni di radio. Io sono approdato a Radio Padania Libera, che era alla fine degli anni 90 praticamente, inizio anni 2000, e a quei tempi c'era la secessione, ma eravamo i primi a raccontare un certo Islam, il fatto che la religione fosse anche politica, che cosa stava a significare, che cosa volevano fare questi islamici. Siamo stati i primi quando non c'era nessuna trasmissione TV a raccontare queste cose, e quando Giordano era ancora un ragazzino che parlava e lo prendevano in giro per la sua voce, ma nessuno gli fregava di dargli in mano una trasmissione importante. C'eravamo noi di Radio Padania. Se cercate Sammy Varin su YouTube vi viene fuori qualche registrazione interessante che vi fa capire come abbiamo cercato di spiegarvi questa cosa per primi e che cosa abbiamo rischiato, e qualcuno insomma ha avuto anche dei problemini. Siamo sempre sul quotidiano Libero.
E qui si parla di una triste cronaca che stiamo vivendo tutti quanti e ci chiediamo cosa stia accadendo, dove stiamo sbagliando, da nord a sud. Un fenomeno che lascia sgomenti, scrive oggi Libero. 2 morti e 3 feriti in poche ore, ormai è la mattanza dei ragazzini. Crema, ragazzo ucciso a sprangate da un 17enne straniero. Fano, 21enne accoltella fratello e genitori. Napoli, trucidato un 20enne. Storie diverse, con una costante, la giovanissima età dei protagonisti. 4 vicende scollegate tra loro, pure distanti territorialmente, ma da un certo punto di vista unite da un sottile e preoccupante filo. Tutti e 4 i casi riguardano ragazzi giovani, giovanissimi, poco più che maggiorenni, oppure neanche con l'età per guidare la macchina. Crema, Fano, Chieti, Napoli, 2 morti, 4 feriti, 2 arresti e il bilancio drammatico delle scorse ore delle operazioni delle forze dell'ordine su poco più che adolescenti. È la fotografia impietosa di un fenomeno che evidentemente non possiamo permetterci di ignorare. Tutti i numeri relativi ai reati commessi da minori sono in forte aumento. A Napoli la vittima era incensurata, il killer è arrivato con uno scooter. Cosa sta succedendo? E qui naturalmente non sto a dirvi che a volte si ammazzano anche tra di loro, lo diciamo tra di loro, intendo i famosi figli del barcone, le seconde e terze generazioni di immigrati, che sono quelle che poi hanno insegnato ai nostri figli, ai nostri nipoti a portare il coltello a scuola. Ditemi che non è vero. Ditemi che non è vero se avete coraggio. Scrivetemi, dai. 340 6709 659. Sono qui per sfidarvi, certo, anche voi ben pensanti che dite no, però io in Piazza Duomo il 18 aprile non ci vengo, remigrazione, che cattivi, sono un po' razzisti quelli della Lega. Scrivetemi se avete coraggio. 340 6709 659. Ve li leggo tutti i messaggi. Alle 8:30 c'è un'altra pausa, ve li leggo. Giro la pagina, sono ancora sul Libero, signori. Tanto per a pagina 17 si parla della lite per l'eredità di Pino Daniele, un altro simpaticone che odiava la Lega, ma chiaramente, signori, è Pino Daniele, è un grande della musica, non possiamo non nominarlo, anche se questa Lega è una vergogna, ce lo ricorderemo per sempre, e Pino Daniele faceva parte, insieme alla Pausini, e insieme a Baglioni, e insieme anche, perché no, ci mettiamo anche Biagio Antonacci, ve lo ricordate? Quello che diceva leghisti non comprate i miei dischi, sì, e sputatemi addosso, cantava Guccini, peccato che lui Radio Padania l'ascoltasse, il grandissimo Guccini. Pino Daniele, adesso c'è la lite per l'eredità di Pino tra figlio e seconda moglie, alla fine nessuno ha ragione, scrive il Libero quest'oggi, ma anche tutti i quotidiani la citano, Pino Daniele, il decesso nel 2015, il testamento segreto, il primogenito voleva 160.000 euro da lei, che invece mirava alla comproprietà dei diritti d'autore, richieste rigettate, vale quanto è stato scritto dal cantante, bla bla bla. Se vi interessa, quest'oggi paginone anche sul quotidiano Libero, a me sinceramente non interessa. Mi sto facendo scaldare, meno male che sono contento, perché faccio anche fatica, ragazzi miei, ma lo faccio per voi, per darvi una trasmissione che nessun altro osa darvi. E no, bisogna essere paludati, seri, e gnigniro. No, no, no! Qui non siamo né paludati né seri. Qui mettiamo sul tavolo quelle che sono le argomentazioni del giorno e ve le facciamo commentare in tempo reale con un WhatsApp al 340 6709 659, e alle 9 di questa mattina io apro anche le linee, potrete chiamare sul numero fisso 029294 7222, perché ci sono notizione comunque da commentare. Da una parte il fango buttato
contro questo governo e contro la Lega, perché oggi sul Fatto Quotidiano si cita Molteni, già l'amico mafioso, l'amico è di nome di fatto, mafioso ha citato Molteni, oltre che Fratelli d'Italia, Forza d'Italia, li ha citati tutti, ok? Il ventilatore sparafango ha cominciato di nuovo a funzionare, ma certamente la notizia più importante è quella che non scoppia una terza guerra mondiale, non si radia al suolo una civiltà. Trump scherzava? Non lo so, ormai abbiamo capito, ve l'ho detto più volte, che bisogna prendere col contagocce quello che dice Trump, è il motivo per cui anche non ci sto dietro più di tanto, perché ciò che scrivono gran parte dei quotidiani questa mattina è già sorpassato e solo su 2 o 3 quotidiani c'è il fatto che sia stata ribattuta la notizia. La ribattuta della notizia è, ad esempio, vi cito, che ne so, il quotidiano Il Corriere, Trump blocco l'attacco, ok? La mediazione nella notte, scrive il Corriere, nella ribattuta, quindi se siete in località distanti, magari avete ricevuto la prima edizione era diversa. Nella notte, quindi, la mediazione. Il leader americano: c'è una proposta in 10 punti, 2 settimane per trattare. Il sì di Teheran: coordineremo i passaggi da Hormuz. E questa è una buona notizia. Roma: il popolo non paghi le colpe del regime. Quindi, se si riapre Hormuz, siamo tutti contenti e siamo salvi, possiamo così dire, salvi. Ditemi la vostra, 340 67 09 659, e io vi porto dove vi porto? Beh, altra cosettina carina è sicuramente su Repubblica. Vi ho letto Libero, adesso per par condicio, sempre che il mio computer di bordo comunista è un po' offeso perché non ho letto il manifesto, ha ragione, però io stavo sulle aperture, quelle aggiornate, d'accordo? Tu dici molte volte il manifesto è più aggiornato degli altri, anche se chiude prima. Trump accetta la tregua, l'apertura aggiornata di Repubblica, quindi nell'edizione che, se andate adesso in edicola, dovreste trovare. All'interno, Palazzo Chigi: il popolo non paghi per il regime. Nella nota del governo, la parziale presa di distanze dalle minacce di Trump. Crosetto in aula che dice: non siamo in guerra, e avrete modo di ascoltare i racconti dall'aula alle 8:45 e alle 11 nella consueta finestra del Qui Parlamento che mandiamo in onda ogni mattina. Pagina 11 del quotidiano Repubblica: appello all'unità della Premier, ma Salvini vuole il gas da Mosca. E mi pare che lo vogliate anche voi. Mi dite se siete d'accordo? 340 67 09 659. Meloni si prepara a criticare il presidente USA alle Camere. Allarme per la crisi su agroalimentare, alluminio e fertilizzanti. Quindi, domattina, di fronte alle Camere, Giorgia Meloni sosterrà che le guerre che stanno stravolgendo gli equilibri mondiali, dunque anche la guerra di Donald Trump contro l'Iran, rappresentano un errore. Criticherà quindi il tycoon dopo la nota con cui ieri ha preso preventivamente le distanze dall'alleato, con quale intensità dipenderà ovviamente dagli eventi delle prossime ore. Abbiamo visto, si è fermato tutto, in particolare da quanto la Casa Bianca metterà in pratica le minacce contro Teheran. Non c'è solo il tentativo di mettere almeno un po' di distanza tra sé e l'amico Donald. La Premier in Parlamento si rivolgerà anche alle opposizioni. A loro dirà che non è patriottico cavalcare una crisi internazionale per indebolire l'esecutivo, e rilancerà chiedendo unità nazionale di fronte a uno scenario mai così allarmante. E il buio a far paura. Nessuno, neanche Meloni, conosce la strategia del Presidente degli Stati Uniti. Per tutto il giorno la Presidente del Consiglio, lontana da Palazzo Chigi, in contatto con i principali leader d'Europa, cerca di comprendere, senza risultati degni di nota, cosa significhi per l'intera civiltà che sta per morire, è la famosa frase.
senso dell'ultimatum di Trump, il suo consigliere, bla 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 bla. Qua si parla naturalmente della giornata di ieri. Nelle ultime ore si sono scattati due nuovi inquietanti allarmi. Il primo riguarda il costo e la disponibilità del diesel per gli autotrasportatori. La carenza di carburante potrebbe rappresentare presto un tema di sicurezza nazionale. A loro infatti è affidato il mercato agroalimentare, che viaggia soprattutto su gomma, quindi lo sapete, se arrivano meno camion, meno tir, perché tutto costa tantissimo, non arriva neanche la merce nei supermercati, o se arriva costerà di più perché il trasporto è aumentato. È un problema, conferma il viceministro salviniano ai trasporti Edoardo Rixi, che rilancia: si tratta di un'altra buona ragione per porre in Europa la necessità di riaprire all'importazione di gas russo. È la prossima battaglia di Matteo Salvini. Oggi il vice premier, sfidando la linea del governo di cui fa parte, chiederà a Meloni di riaprire all'acquisto di energia da Mosca, ma anche di battersi per tenere fuori l'Ucraina dall'Europa e di negare a Kiev nuovi aiuti militari, oltre che di aprire un fronte a Bruxelles per la revisione del patto di stabilità. Ma non basta, la crisi in Medio Oriente si prepara a proiettare i propri effetti nefasti su altri settori strategici. Il conflitto sta paralizzando alcuni canali di importazione, in particolare l'alluminio, i fertilizzanti, i cantieri nel PNRR. Inoltre già iniziano a fare i conti con l'aumento dei costi della plastica legati ai rialzi del prezzo del petrolio. Di tutto questo ragioneranno ministri e tecnici del governo, in attesa che una vera e propria task force si attivi per studiare le possibili contromisure. Temendo nuove contrazioni nell'importazione di gas e GNL, intanto Meloni si attrezza, oltre a un imminente viaggio in Azerbaigian necessario per rafforzare l'importazione lungo il TAP. La Premier studia le altre due opzioni sul tavolo: aumentare gli acquisti di GNL dagli USA e cercare di incrementare quelli dalla Libia, resi sempre incerti dall'instabilità cronica di quella regione. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone continua ad essere protagonista sul nostro paese, garanzia di tempo stabile. Mattinata un flusso teso di Bora causerà un temporaneo aumento della nuvolosità sulle aree dell'Alto Adriatico. Nel pomeriggio non sono attesi grandi cambiamenti, il tempo risulterà ottimo ovunque con tanto sole da nord a sud, qualche nube in più sui rilievi appenninici ma senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The moment I wake up, before I put on my makeup, I'll say a little prayer for you. Forever and ever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We'll never withhold and hold. I love you together forever. That's how it must be to live without you. We don't limit heartbreak for me. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit us. Raindrops keep falling on my head, they keep falling, but there's one thing I know. The blue stays sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Mm-hmm. Mm-hmm. Ooh, ooh. Nothing's worrying me. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Just like me, and they long to be close to you. And just like me, and they long to be close to you. Altissima qualità, estrema raffinatezza, questa artista è veramente da seguire, si chiama Anna Panzanelli con Ruggero Bonucci alla chitarra. Close to Bart, l'ultimo progetto per celebrare il leggendario compositore Burt Bacharach, ma in partenza per la Cina del Sud, Anna Panzanelli, quindi seguirla non sarà facile nelle prossime settimane. È in tournée con il suo trio, ma posso dirvi che la cercate e la trovate facilmente su YouTube. Anna Panzanelli, veramente complimenti, un piccolo tesoro di musica indipendente sconosciuto ai più che sentono le solite radio blasonate. Il buongiorno si sente dal Varine, oggi sono bianco come la neve, ma soprattutto come l'amore che deve esistere in tutti noi quest'oggi, visto che non c'è stato nessun attacco, non ci sono stati morti, oddio, speriamo. 2 settimane di stop di attacchi sull'Iran, ma in cambio Teheran è pronta a riaprire lo stretto di Hormuz. Crolla il petrolio. Ma quante buone notizie che Sammy Varin vi dà. Sei impazzito? È tutto vero? Sì!
Lo dico e lo ribadico perché molte volte mi prendete in giro, nel senso che non mi prendete sul serio, come fa mia moglie Marta. E lo so, è perché è il mio modo di essere, di fare radio per quasi 50 anni che faccio così e ancora non mi hanno arrestato. Sentiamo qualche WhatsApp. 34067096659. Dottor Varin, non si preoccupi per il 18 aprile, tanto sarete 4 gatti. Questo che porta una sfiga della miseria. Chiaro che saremo anche meno di 4 se la manifestazione verrà proibita dal Comune di Milano, come ha chiesto ufficialmente il Partito Democratico. Ne parla solo Libero oggi, gli altri giornali silenzio. La sinistra ha costituito uno Stato canaglia contro la Repubblica Italiana. Sono traditori, quindi ne dovrebbero subire le conseguenze, scrive Anna. Certo, Sammy, sei stato tra i primi a parlare dell'Islam, ma non sei stato proposto da onorevole. La Cisinta ha giocato meglio le sue carte. No, ci mancherebbe. Non ho fatto richiesta e non sono stato... No, qualche proposta me l'è arrivata, sinceramente, però davvero il mio lavoro è sparare qua. Il microfono è il mio fucile, ragazzi miei, e mi ci trovo bene. Secondo me è forse anche l'unica cosa che riesco a fare decentemente, lo dovete dire voi. Buongiorno Sammy, parliamo di cose serie. Quando è che quell'inetto di Piantedosi si leva dai coglioni? Oh, senza giri di parole, Record di clandestini da fare invidia alla sinistra, il doppio di Minniti agli interni. Ma che fonti legge questo qua? Record di insicurezza. Del resto il terune innamorato non ha tempo di badare a queste cose. Via, fuera di ball. Rimettiamo Salvini, quel posto è suo per il nostro bene. Chiaramente noi prendiamo tutte le distanze da affermazioni non certo carine verso Piantedosi. Lo amiamo, chiaramente sono due persone differenti, Piantedosi e Salvini. Ci mancherebbe, e Salvini ne ha pagato le conseguenze per il processo durato anni e pagato da noi italiani. Chiaro che, visto che il processo è finito bene e quindi si può impedire a queste navi di scaricare i clandestini, diciamo che è una cosa che si potrebbe rifare, ecco, diciamo così. Cosa diceva Pino Daniele di Umberto Bossi? Caro Gian da Brescia, io prendo le distanze anche dal circuito dove vorresti trascinarmi. Giustamente non si parla male dei morti, anche perché sapete che è mancato anche Umberto Bossi e adesso si ritroveranno lassù. Non lo so cosa però Bossi le cantava, le canzoni napoletane, aveva questo amore infinito per la musica napoletana. Noi leghisti come lui non lo capivamo. Ciao Sammy, anche questa volta i sinistroidi, pidioti, pro-terroristi islamici e pro-terroristi iraniani non hanno visto arrivare il pakistano sul divano, l'iraniano con il pacco in mano a casa del Donaldo lo spavaldo. Ciao Luca da Brescia. Il pakistano sul divano faceva parte di quei motti che Sammy Varin lanciava in Padania Sveglia, il marocchino vicino al camino, il siriano sul divano anche, vabbè, non rievochiamo, chiaramente queste sono tutte cose che poi la rete ci riporta in auge, basta cercare Sammy Varin su YouTube, oltre naturalmente alla mia famosissima canzone. Lo sapete che tra gli errori giovanili che ho fatto ho cantato anche una canzone che si intitola La Padania, un divertissement che però non può mancare nella vostra collezione, soprattutto se siete miei fans accaniti. C'è proprio un certo rapporto quasi carnale con Sammy Varin. Tranquilli, stanno per uscire nuovi gadget con la mia effigie. Non vi dico niente di più perché il portachiavi col faccione di Sammy Varin, qualcuno di voi è riuscito ad averlo a Pontide l'anno scorso? Certo, ci sarà qualcosa d'altro.
Oh, so mica io che sono maniaco, tu dici questo vuole farsi vedere, ma col cavolo, la foto con i capelli verdi non l'ho mica tirata fuori io dal dimenticatoio, è stato sempre lui, quel Grimoldi, non Paolo, ma Marco Grimoldi, che oggi l'hanno anche promosso, conduce una trasmissione su Radio Libertà. Scherzo, ma è una delle trasmissioni più seguite, si chiama Lega e dintorni e oggi avrà ancora ospitoni sulle frequenze di Radio Libertà, va in onda appunto ogni mercoledì alle 15:30. Se volete un consiglio, sintonizzatevi. Oggi c'è Alessandro Verri, uno dei big della Lega qui in Lombardia. Ore 15:30, Marco Grimoldi, la trasmissione Lega e dintorni, che è poi responsabile gadget di Radio Libertà. Quando ci venite a trovare nel fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano, e qui trovate tanti gadget belli belli, sono usciti i nuovi borsetti, l'orologio che sta veramente tirando la grande, quello con le firme non c'è più e non cercatelo perché è stato distribuito in un agriturismo del milanese, se lo andate a trovare, Elena's Farm a Trovo in provincia di Pavia, ma appena fuori Milano, e chissà dove l'avrà appeso quell'orologio, sono proprio contento ma anche curioso. Vado, mi state menando via, poi vedi che mi perdo. Berengario in Subrico da Roma saluta e dice: alle elementari e alle medie il temperino scout lo portavamo tutti per farlo vedere ai compagni e finiva lì. I prof non dicevano niente. Sì, adesso però c'è il macetino da tasca e il problema è che lo si usa. Sì, voglio il gas russo, vedi? Questo è risoluto. La Lega deve mollare questo governo manovrato dai fratelli di Ucraina, altrimenti al prossimo voto scomparirà. Tan, ta, ta, ta. Varin, diceva la mia prof di matematica quando mi interrogava. Che cacchio di figura. Qui casca l'asino, mi ricordo anche questa frase, capisci? Io ho bisogno davvero di uno psicologo del PD, io, ce l'ho bisogno. Varin, cantiamo e portiamo la croce, dopo petrolio alle stelle, ora a comprare gas dagli USA che costa il triplo, però almeno ci arriva qualcosa rispetto a quello algerino, per non dire quello russo, e in più Trump ci mette anche i dazi. Che fortuna essere italiani, sì, una riflessione amara. Ciao Sammy, e chi se ne frega se proibiscono la nostra manifestazione del 18 aprile, noi andremo avanti lo stesso, viva la libertà. Sì, ma però che cacchio, cioè ne facciamo una all'anno, ma neanche, cioè siamo troppo impegnati a governare. Quante volte ci avete detto fate una manifestazione? Adesso che abbiamo deciso il 18 aprile scendiamo tutti in piazza, e le motivazioni ci sono, ragazzi miei, non c'è soltanto la remigrazione, appunto, c'è anche il gas russo, c'è basta armi all'Ucraina, ci sono tante cosettine belle belle. Il PD a Milano fa una mozione per vietare la manifestazione per questioni di ordine pubblico, perché sono solo loro che spaccano la faccia ai poliziotti e distruggono Milano, loro lo possono fare, noi che non lo facciamo, non lo abbiamo mai fatto perché non siamo capaci di usare la violenza, a noi ci menano sempre, a noi dicono di no perché la carta costituzionale. Attenzione, è solo una mozione, è solo una proposta, è solo il presidente del consiglio comunale, quello che dovrebbe essere il consiglio comunale di tutti, ha fatto questa cosettina, ne parla solo Libero, sappiatelo. Santa polenta. Torneremo sull'argomento, intanto tra poco c'è qui Parlamento, ma io torno per un attimo su Repubblica perché altra menata del giorno sono i fondi negati per il film su Regeni, e qui c'è una marcia indietro, comunque qualcuno dice forse si è fatta una cazzata, infatti lasciano 2 commissari, scelta incompatibile, il critico Mereghetti e lo story editor, ok, si dice così, Galimberti, si dimettono. Oggi Giulia alla Camera dirà che è stato un errore non finanziarlo. Il
film su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, ok, che tutti voi chiaramente dovete vedere. E in effetti oggi nel doppio paginone su Repubblica c'è l'intervista con Mereghetti. Ho visto snobismo populista, impossibile lavorare. A intervistare Mereghetti e il bravo Matteo Pucciarelli. Nella scorsa tornata avevamo fatto un lavoro discreto, sostenemmo le città di pianura leggendo solo la sceneggiatura, ma c'è Arianna Finos che intervista anche Andò. Bocciato pure il mio film su Scianna, c'è un piano punitivo. Qui si va oltre, si supera un limite, decisioni incomprensibili, servono figure autorevoli e criteri trasparenti, ma d'altronde pazientate, siamo su Repubblica. Giro la pagina, anche qua signori la brutta cronaca, 20enne ucciso in strada a bastonate e coltellate, l'omicida è un minorenne, nessuno dice che uno è marocchino e l'altro è egiziano, naturalmente ve lo dico io, sono figli del barcone e il problema è che stanno insegnando anche ai nostri figli come si vive in questa società. Perché in classe, mio figlio Elia, ad esempio, fa un istituto tecnico, il 70% sono loro, i figli del barcone. E secondo voi che cosa insegnano ai nostri figli? Il cappellano, io tradito dall'evasione di Del Grande, l'amarezza di Don Domenico dopo la fuga del detenuto impermesso, e non è la prima volta, i sindacati di polizia dicono colpa del buonismo, Elia Del Grande intanto è nuovamente scappato, noi boccaloni, che ogni volta le diamo il permesso premio, Poi dietro casa mia, Lago di Monate, Cadrezzate, provincia di Varese, fa piacere, se lo vedete in zona avvisate la polizia. Il Molise, il Molise è una regione bellissima, completamente dimenticata da questo governo, nonostante, perdonatemi, ma dovrebbe esserci anche una certa autonomia per il Molise, mi sto sbagliando? Non la capisco questa cosa, è un'autonomia fallita è quella del Molise, qualcuno me la sa spiegare? Mi fate un whatsappino 340 6709 659. Molise, la frana spacca la costa adriatica, bloccati i treni, interrotta l'autostrada, famosa frana, è una delle frane più antiche d'Europa. Ne parlano oggi i quotidiani, oggi sono su Repubblica, pagina 23, l'altra settimana erano lì a spalare la neve, oggi la frana che si riapre. Anche su Repubblica l'eredità di Pino Daniele, lite in famiglia per le canzoni, questa Lega è una vergogna, sicuramente la più bella, è vero che vi piace il compromesso dell'Unione Europea, signori, dai che ce l'abbiamo fatta, il prosecco australiano arriverà, ma solo tra 10 anni. Tra 10 anni potremmo non esserci più. Il compromesso dell'Unione Europea sul prosecco australiano, export vietato tra 10 anni. Un bacione a questa Unione Europea che ci ama tanto. Ne parla oggi solo Repubblica, pagina 29, con Rosaria Amato, un periodo transitorio di 10 anni per arrivare al divieto di export del prosecco made in Australia, che non potrà più utilizzare questa denominazione. Il compromesso raggiunto nell'accordo di libero scambio con l'Unione Europea non ha soddisfatto tutti i produttori, anzi c'è chi come Giacomo Ponti, presidente di Federvini, parla di occasione persa per affermare l'unicità delle nostre IGP. La verità è che questa Europa non decide su niente. Ve ne siete accorti, ragazzi? È una grande presa per il culo. Tanto per essere chiari. Salutiamo con affetto il quotidiano Repubblica, mi devo fermare. C'è qui Parlamento, ma attenzione, un intervento potentissimo, quello di Cecchetti in Parlamento, da ascoltare. Dopodiché ritorno in onda con voi perché c'è roba buona sui quotidiani quest'oggi. Vi porterò sul quotidiano Il Giornale, dove c'è un'intervista con il nostro Molinari. Non cambiate frequenza, ritorno tra poco. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Signor Ministro, onorevoli colleghi,
penso che oggi noi siamo chiamati a parlare delle basi, della concessione alle basi e non di Trump. Quindi magari, onorevole Braga, un po' più centrata sull'argomento. Il conflitto in atto nel Golfo è esploso senza che vi fosse da parte nostra la possibilità concreta di scongiurarlo, come più volte è stato ribadito nel corso delle interlocuzioni tra governo e Parlamento. Non siamo stati attori del processo che ha condotto a questa crisi, ma ne subiamo inevitabilmente le conseguenze. Vi sono tuttavia implicazioni rilevanti, immediate e dirette, che chiamano in causa il nostro atteggiamento e la nostra responsabilità politica di fronte a quanto sta accadendo. È su questo terreno che si colloca il dibattito odierno, a partire dalla questione della risposta da fornire agli Stati Uniti rispetto all'eventuale utilizzo delle basi presenti sul nostro territorio. Non si tratta di un tema nuovo. Già nel 2003, in occasione dell'intervento in Iraq, il nostro Paese si trovò ad affrontare una scelta analoga, in assenza di un mandato delle Nazioni Unite. Anche allora prevalse una linea di prudenza e di rispetto rigoroso dei principi costituzionali, escludendo forme di coinvolgimento diretto che potessero configurare una cobelligeranza. Riteniamo che allo stato attuale tali condizioni non siano mutate. La posizione assunta dal governo appare pertanto coerente con il dettato costituzionale e con l'interesse nazionale. Allo stesso modo, anche rispetto alla sicurezza delle rotte energetiche e alla protezione del traffico marittimo, è necessario mantenere la massima prudenza in un contesto internazionale profondamente mutato e assai più instabile rispetto al passato. Il governo ha avuto il merito di muoversi per tempo e con serietà, sviluppando una rete di cooperazione solida con i nostri alleati e rafforzando i rapporti con i paesi del Nord Africa, in una logica di diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento. Si tratta di un lavoro importante che va riconosciuto e consolidato. Nell'ottica della diversificazione dobbiamo ritrovare un approccio pragmatico e non ideologico anche rispetto a tutte le possibili direttrici energetiche, inclusa l'interlocuzione sul gas, sul petrolio russo, non in contraddizione con il quadro delle alleanze, ma finalizzato a evitare nuove dipendenze unilaterali e a rafforzare la sicurezza complessiva del sistema energetico europeo. I nostri cittadini hanno bisogno di prospettive di pace e di sicurezza rapide. Tuttavia, proprio alla luce delle tensioni internazionali che stiamo vivendo, è necessario compiere un passo ulteriore anche sul piano della chiarezza politica. Non possiamo più permetterci ambiguità o rinvii. Il tema della sovranità energetica deve entrare stabilmente al centro dell'agenda nazionale ed europea. Oggi più che mai è necessario disegnare una strategia energetica che garantisca al nostro Paese margini di autonomia che fino a pochi anni fa sarebbero stati difficilmente immaginabili. Ciò significa investire in infrastrutture, innovazione, ma anche valorizzare tutte le risorse disponibili in una visione pragmatica e non ideologica, riaprendo ad esempio anche dossier sul nucleare di nuova generazione. Signor Ministro, viviamo una fase storica segnata da sfide che mettono in discussione equilibri consolidati e certezze acquisite. In questo scenario il nostro punto di riferimento resta l'impegno per la pace, nel solco della Costituzione e dei valori democratici che definiscono la nostra identità. Tuttavia, non possiamo ignorare una verità che la storia ci ha già insegnato. Vi sono momenti in cui la difesa della pace richiede anche il coraggio di affrontare con decisione le cause profonde dell'instabilità. Le democrazie europee nel secolo scorso hanno dovuto misurarsi con regimi totalitari che minacciavano la libertà dei popoli e solo attraverso una sconfitta militare di quei regimi è stato possibile aprire la strada ad un ordine internazionale più giusto e duraturo. Oggi una delle principali fonti di destabilizzazione in Medio Oriente è rappresentata da regimi teocratici e autoritari che alimentano conflitti, sostengono reti di violenza e reprimono brutalmente i propri popoli. Il regime degli Ayatollah rientra tra questi attori che da decenni contribuiscono a mantenere quei territori in una condizione di tensione permanente. È necessario avere la lucidità e il coraggio di riconoscere che senza il superamento di tali regimi
sarà difficile immaginare una pace autentica e duratura. Una pace che non sia mera assenza di guerra, ma costruzione di stabilità, cooperazione e sviluppo condiviso. In questo senso si apre anche una riflessione più ampia sul diritto internazionale, troppo spesso applicato in modo selettivo, talvolta piegato a logiche di opportunità che finiscono per penalizzare le democrazie e offrire copertura a regimi che sistematicamente calpestano i diritti fondamentali. Ridisegnarne i perimetri, restituendogli credibilità ed equilibrio, è una sfida che non possiamo eludere. La pace, infatti, non si costruisce ignorando i nodi irrisolti, ma affrontandoli con determinazione. L'Italia ha scelto coerentemente la via della diplomazia e della prudenza, evitando un coinvolgimento diretto nel conflitto. È una scelta giusta che rispetta la nostra Costituzione e la nostra tradizione, ma questa scelta non equivale a neutralità morale. Noi sappiamo da che parte stare, dalla parte dei popoli che si oppongono ai regimi oppressivi, dalla parte di chi lotta per la libertà contro chi utilizza la religione come strumento di potere e repressione. Noi stiamo dalla parte delle democrazie che difendono i propri valori anche nei momenti più difficili. Concludo, Presidente, dicendo che su queste basi che dobbiamo continuare a orientare la nostra azione con equilibrio, responsabilità e consapevolezza del ruolo che il nostro Paese è chiamato a svolgere nello scenario internazionale. Concludo veramente, Presidente, ringraziando a nome della Lega uomini e donne in armi per il lavoro che svolgono e per la protezione che ci forniscono. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti, agli amici di Radio Libertà, in particolare ciao Sammy e tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Bellissima radio, bel contesto, bella opportunità per farsi sentire in modo libero e autentico. Il mio brano si chiama Il pianeta azzurro. Finché è un pianeta azzurro tutto va bene e bisogna che lo manteniamo tale nella sua ecologia, ma soprattutto nella libertà di ogni uomo di essere se stesso e soprattutto di eliminare questo clima di tensione e follia che se ne attanaglia tutti. Quindi nella grande speranza e nella consapevolezza che ognuno di noi deve fare di tutto per stare in sintonia con se stesso e con gli altri, vi mando un grande saluto. Massimo Franchini, psicologo cantautore. Dovendo credere di esistere in questa follia che ci attanaglia, cercando ancora fra inganni e ombre un nuovo dittatore che mai ci rincuora. Il pianeta azzurro chiama nel silenzio dalla foglia degli uomini persi in un momento disattivato per non crescere, regredirà nell'etere verso un nuovo firmamento. Il concerto di tanti uniti in una voce
volano via come ombre in una croce, inseguitori di sogni che svaniscono in fumo. Sono uguali agli altri ma sentono il buono. Falsi imitatori, rivoluzionari netto, incapaci di vivere col peso del letto. Servizi per resistere, si fanno ritratti, grandi uomini fermi, in discorsi astratti. Il pianeta azzurro chiama nel silenzio, dalla follia degli uomini, persi in un momento disattivato. Non crescere, regredirà nell'etere verso un nuovo firmamento. Ma nell'intimità, competenze che parlano, rodono di fuggire come satelliti che danzano a un'onda di vita fra stelle di genere. Rinasceranno ancora in questo eterno sapere. In questo eterno sapere, 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 sapere. Noi preferiamo gli artisti che hanno il coraggio di lanciare ancora messaggi, e questo dottor Massimo Franchini, cantautore e psicologo, i messaggi li sa lanciare. Il suo ultimo pezzo si chiama Il pianeta azzurro e Massimo Franchini è davvero una figura poliedrica che unisce la carriera di psicoterapeuta a quella di cantautore. Proprio la sua musica è frutto di condivisione e riflessione influenzata dalla sua esperienza nel campo della psicologia. Il pianeta azzurro con il dottor Massimo Franchini ci ha portato alle 9:06 primi. Buongiorno e buona rima da Sammy Varin, oggi vestito da gelataio, gelati caramelle, perché vi ho portato le buone notizie del mattino. Dai, non è successo niente, la guerra si è fermata, ok? Basta attacchi sull'Iran per 2 settimane, titolano tutti i siti. Teheran pronta a riaprire Hormuz, crolla il petrolio e si cerca di capire chiaramente cosa sia successo. Non lo trovate ancora sulla carta stampata quest'oggi, ma le agenzie parlano di una chiacchierata insieme al Pakistan. Insomma, ci si è aiutati in questo senso. Torneremo certamente su questo argomento, ma intanto siamo di corsa come al solito. Ritorniamo in rassegna stampa perché devo leggervi La Verità. Con la scusa della guerra ci riprovano con lockdown, scrive oggi La Verità. A pagina 2 il governo prende tempo, domani sarà in aula, ma soprattutto a pagina 3 si rivedono i nostalgici del lockdown al grido di meno benzina e vigili attesa. Dall'Unione Europea ai medici orfani delle chiusure come Cartabellotta fino ai docenti, sempre più voci chiedono di richiudere tutto contro la crisi energetica, affidando magari la pratica a Mister DPCM Conte. Intanto il greggio risale, però non corre, ma ricordiamo, dopo l'annuncio di Trump che non ha bombardato l'Iran, non ha distrutto una civiltà, ma che si ferma tutto, il petrolio è caduto giù. Italia coalizzata con Spagna e Polonia nella sfida all'Europa sui tagli al carburante, scrive oggi La Verità. I ritocchi fiscali però non hanno portato sostanziali benefici alla pompa perché il prezzo industriale del petrolio è aumentato. Hai scoperto l'acqua calda, però ripeto, da noi va meglio rispetto ad altri paesi europei. L'Unione Europea folle, patto di stabilità inviolabile, e invece quello che chiede la Lega. La Commissione ammetterà lo sforamento del 3% soltanto con grave recessione. Roma e Berlino, tasse su extraprofitti a società energetiche per aiutare le imprese. Questo racconta oggi il quotidiano La Verità, che girando pagina ci porta anche
alle basi USA e a quello naturalmente che ha detto ieri Crosetto, che abbiamo sentito commentare da Cecchetti nel cui Parlamento. Crosetto sale in cattedra, no alle bombe, sì ai trattati. Interessante, in taglio basso a pagina 7 La Verità ci racconta che la prossima emergenza sarà l'acqua. Già, chi l'avrebbe mai pensato? L'anello più fragile che permette la sopravvivenza nel Golfo è costituito dagli impianti di desalinizzazione. Se l'escalation continua, si rischia un esodo di dimensioni bibliche. Sì, lì ci sono milioni di persone che vivono esclusivamente grazie ai desalinizzatori, cose che qui in Italia non conosciamo, ma cosa saranno mai? Ci sono zone d'Italia che ne avrebbero bisogno e come, ma chissà perché. Non ci arriviamo. Il fatto è che se si continua a bombardare, i bombardamenti cominciano a vertere sui desalinizzatori, via tutti. E dove vanno tutti? Sul caso Rami, siamo sempre sulla Verità, la procura ignora la Cassazione, deve pagare chi fugge all'alt. Il carabiniere che guidava è accusato di omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del dovere, ma una sentenza del palazzaccio ribalta la tesi dei PM e Pietro Dubolino, presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione, la racconta bene oggi solo sul quotidiano La Verità, che è l'unico anche a titolare una cosa che mi sembra il minimo. Nessuno titola sta cosa, ve la dico: egiziano ucciso a sprangate da un marocchino. La diciamo la verità, Crema, fermato un minore, maxi rissa a Casalpusterlengo, a Fano un bengalese accoltella fratello e genitori. Perdonatemi, sono dei drammi terribili, però forse è anche giusto specificare fino a un certo punto, perché ribadisco e discoriba, questi stanno insegnando ai nostri figli cosa si fa di bello nella vita, come si vive in questa giungla di merda che ci hanno regalato loro arrivati qua a casa nostra. Uno dei motivi per cui dovete alzare il culo dal divano, cari ascoltatori, e scendere in piazza sabato 18 aprile alle 15 a Milano in Piazza Duomo. Andate sul sito legaonline.it, guardate la lista dei pullman, partono da tutta Italia per portarvi sabato 18 aprile alla manifestazione della Lega in Piazza Duomo, sperando di farla, perché il PD ha detto che la vuole vietare. Sappiatelo, ne parla solo Libero quest'oggi, nessun altro osa. Giro di nuovo la pagina, siamo sempre sul quotidiano La Verità, perché in Molise si è risvegliata la maxi frana, Sud a rischio isolamento per mesi. Un grande abbraccio a questa bellissima regione che, ribadisco, questi hanno l'autonomia, ma anche tutte le sfighe del mondo sono dimenticate da Roma, che probabilmente dice: hai l'autonomia, hai voluto l'autonomia e adesso ti arrangio. I sensori rilevano un fronte di 4 chilometri, stop alla viabilità, chiusi un tratto della 14, la linea ferroviaria Pescara-Bari, disagi per automobilisti e passeggeri, la protezione civile, tempi lunghi per il ripristino, oggi riunione al MIT. In taglio basso, finalmente una buona notizia, quella della Nutella spaziale che oscura la Luna, nel senso che abbiamo visto questi meme su tutti i siti. Dopo aver sorvolato il lato nascosto del satellite, Artemis torna verso la Terra, ma tra i filmati c'è quello di un vasetto di Nutella che fluttua libera nell'aria. Ragazzi, dicono che non è pubblicità, è chiaro che noi siamo d'accordo, anche perché il marchio Nutella, capisci? Sì, ha fatto un giro strano, anche quello di padroni, eccetera, ma è roba nostra comunque. E vedere la Nutella che tutti quanti abbiamo in casa, io ma personalmente no, devo dirti, ogni tanto una cucchiaiata quando sono triste, non sono mai triste, ma i miei figli, soprattutto Elia, la sera
un paninazzo con la Nutella. No, lui ci hanno un nome, adesso non mi ricordo, queste nuove generazioni. Allora prende le fette di pancarré, le fa scaldare sulla pentola e ci mette appunto in mezzo la Nutella. So che vi sto parlando di cose schifosissime e poi se le porta di là in camera. Non dovevo dirla sta cosa, mi spiace, ma le nuove generazioni fanno questa cosa. Io ho cercato di fargli capire ai miei tempi, io mangiavo quando era ora di mangiare, cioè non portavo neanche la bottiglia d'acqua in camera, non esistevano queste cose. Mi dite se sto sparando cazzate? Si portava il bicchiere al massimo. È cambiato tutto il mondo. Vabbè, sappiate, la Nutella spaziale oscura alla Luna, l'abbiamo vista fluttuare questa Nutella, siamo felicissimi, non è pubblicità, anche se comunque abbiamo visto solo la Nutella fluttuare e nessun'altra non pubblicità è avvenuta nella nave spaziale. Smentitemi per favore. 3406709 per dire la vostra attraverso WhatsApp, ma attenzione, tra poco aprirò anche le linee. Il tempo di andare sul quotidiano Il Giornale, sempre di fretta sto Semivarin, d'altronde sul Giornale c'è un'intervista con l'esponente della Lega, capogruppo della Lega alla Camera, Molinari, e non me la voglio perdere perché soprattutto si racconta quello che la Lega sta proponendo in questi giorni. Allora, prima di tutto, titolo principale sul Giornale: Dies Iran, ok? Il giorno dopo l'ultimatum USA, civiltà distrutta o accordo, quegli scudi umani del regime, e ricordiamo che alla fine non è successo niente, c'è stato l'accordo, sperando chiaramente, l'Iran ha in ostaggio il gas e il petrolio e mette scudi umani davanti alle centrali, e quindi il mio pensiero sinceramente per la povera gente che era lì intorno alle centrali, la speranza, tu dici aspettiamo che questi tornino a casa e dopo bombardiamo le centrali. Semivarin, non dare questi consigli, giriamo le pagine. Ma che tracollo, ecco perché Donald è ancora al 47%, scrive il Giornale a pagina 5, ma in Iran tanti errori come Putin e zero idee su come uscirne. Meloni che teme l'escalation militare, Crosetto sulle basi USA, rispettare gli accordi non significa essere in guerra, e stiamo ascoltando nei qui Parlamento cosa si è detto e cosa si dice in queste ore in Parlamento. L'esecutivo rilancia sulla sicurezza, torna la soluzione del blocco navale. Vertice a Palazzo Chigi con Giorgetti e Piantedosi, risorse per i decreti. Ragazzi, blocco navale, Salvini non li ha fatti scendere, si potrebbe trovare la quadra, chiedo io, stiamo a vedere. Intanto tanto fango, lanciato oggi, ve lo ripeto, anche dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, che spara anche sulla Lega e sul sottosegretario Molteni a proposito di questo amico dei tutti, da Fratelli d'Italia, Forza Italia alla Lega, e naturalmente soprattutto amico della Meloni. Un selfie riciclato con l'amico dei boss, attacco squallido, questo è solo fango. Report rilancia una foto del 2019 già uscita anni fa, estranea ai malavitosi, ma quotidiano Il Giornale titola assalto alla Meloni, anche perché non c'è poi solo la Meloni, ma ribadisco gran parte del centrodestra. A pagina 13, dai patrioti ai popolari, la ripartenza di Lega e Forza Italia. Il Carroccio presenta il Remigration Summit. Gli azzurri celebrano il 50° anniversario del PPE. La ripartenza dopo la battuta d'arresto referendaria passa nel centrodestra anche da una rinnovata connessione con le rispettive famiglie europee. Da una parte la Lega, più barricadera e identitaria, agganciata al fronte dei patrioti, dall'altra Forza Italia, che rilancia la propria vocazione cattolico-liberale nel solco del PPE. Due traiettorie diverse ma parallele che troveranno nei prossimi appuntamenti pubblici un banco di prova importante. A Milano, il 18 aprile, la Lega scenderà in piazza Duomo per il Remigration Summit, iniziativa promossa insieme agli alleati europei del gruppo Patrioti, una mobilitazione che punta a rimettere al centro sicurezza, controllo dei confini e identità nazionale,
con toni netti e una piattaforma esplicita. Il richiamo alla partecipazione è forte anche dal territorio. Noi della Lega Lombarda scendiamo in piazza per difendere la nostra terra, la nostra Lombardia, il Nord. Più patrioti di così, rivendica Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti, sottolineando la dimensione simbolica dell'appuntamento. L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che guarda anche a Bruxelles, dove i patrioti, tra cui il Rassemblement National e Fidesz, stanno rafforzando il coordinamento politico. Il tema della remigrazione resta al fulcro del dibattito. La vice segretaria Silvia Sardone lo chiarisce senza ambiguità. Ribadiremo la necessità di un contrasto reale all'immigrazione e all'islamizzazione. È fondamentale proteggere i confini e agire con maggiore fermezza contro l'immigrazione clandestina. Parlare di remigrazione non deve essere un tabù. Di fronte al crescente fenomeno della criminalità straniera, e ribadisco, questi stanno insegnando ai nostri figli e ai nostri nipoti a essere criminali come loro, è sempre più urgente potenziare le espulsioni. In pericolo sono anche i nostri valori, la nostra identità, la nostra cultura, mentre l'islamizzazione avanza in tutta Europa. Mentre noi tendiamo a nascondere i nostri simboli religiosi e le nostre tradizioni, assistiamo a preoccupanti casi di integrazione al contrario. Infine, in un momento economico particolarmente difficile, rilanciamo la visione di un'Europa delle nazioni. Ne parla quest'oggi a pagina 13 il quotidiano Il Giornale, mentre vi ricordo che il Libero parla invece del PD che vuole che questa manifestazione non si faccia per motivi di ordine pubblico e perché violerebbe la Carta Costituzionale. È la presidente Buscemi, che dovrebbe essere presidente di tutti, ma a quanto pare autorizza soltanto ciò che vuole la sinistra, mentre se la non sinistra, non oso dire la destra, signori, la non sinistra vuole fare una manifestazione pacifica, non violenta, noi le meniamo le mani, mai fatto, le prendiamo sempre le botte. Niente manifestazione della Lega sabato 18 aprile. Ci state? Io non ci sto, come disse il saggio, e vi invito ad andare sul sito legaonline.it per prenotare questa manifestazione, quella di sabato 18 aprile alle 15 a Milano in Piazza Duomo. Intanto apro le linee allo 0292947222, ma restate in ascolto perché nello stesso paginone del quotidiano Il Giornale c'è l'intervista con il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Ora l'Europa esca dal patto di stabilità. Siamo gli unici a osare dire tanto. Serve una deroga per i costi dell'energia. Il capogruppo leghista: nel calcio vogliamo introdurre l'azionariato popolare per legare le società al territorio. Piantedosi, una questione privata, massima fiducia e solidarietà al ministro dell'Interno. Rimpasto, alla Lega non interessa, la squadra di governo va bene così con il nuovo ministro del turismo. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, sarà in Piazza Duomo con i vertici del suo partito a partire dallo stesso Salvini il 18 aprile per la manifestazione organizzata dal gruppo dei patrioti del Parlamento europeo di cui fa parte il Carroccio. Che significato date a questo evento? Il primo grande evento politico dopo il referendum, in un quadro internazionale poi molto complicato che vede il nostro governo lavorare alacremente per contenere i danni economici provocati dalla guerra nel Golfo. Si parlerà solo di guerra? Si parlerà di tutto, dalla crisi economica per i costi dell'energia fino ai nostri temi, l'autonomia e la sicurezza. Soprattutto vogliamo dimostrare che c'è un partito vitale che ha intenzione di portare avanti il mandato assegnatogli dagli elettori. La crisi del Golfo però detta l'agenda. Vogliamo chiedere all'Unione Europea di uscire dal patto di stabilità. È necessario aumentare e diversificare gli approvvigionamenti energetici, riproponendo l'idea di riallacciare i rapporti economici con la Russia
Russia e l'utilizzo del nucleare. L'Unione Europea prenda atto della gravità del quadro internazionale e dell'urgenza di affrontare il problema energetico. Per noi la soluzione più immediata è sospendere il patto di stabilità sui costi dell'energia, come è stato fatto d'altronde con le spese militari. La gente non capirebbe come mai è possibile interrompere il patto di stabilità per aumentare le spese della difesa e non farlo ora per tagliare i costi del gas e della benzina, costi che ricadono direttamente sulla vita dei cittadini. Non sarà facile convincere tutti i membri dell'Unione? Risponde Molinari. Capisco che questo tipo di emergenza è percepita dai membri UE in maniera differente. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa, inoltre i paesi nord europei non hanno la nostra densità demografica e la nostra quantità di imprese. Per il nostro paese l'aumento dei costi dell'energia è un problema strutturale. Tra le soluzioni avanzate per affrontare questa crisi c'è anche la tassazione sugli extraprofitti, risponde Molinari. Se nell'ultima legge di bilancio si sono tassati gli extraprofitti delle banche, è stato proprio per un braccio di ferro della Lega. Allora non tutti erano d'accordo e si tratta di fondi che poi sono andati a sostenere la sanità. Come siamo stati d'accordo allora, siamo d'accordo oggi. E l'intervista con Molinari prosegue quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ma io ho anche aperto le linee. Chi vuole parlare con me in diretta chiami il numero fisso 0292 94 7222. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Io stamattina dirò qualcosa che farà male a un po' di gente. Allora, noi ci lamentiamo tanto di determinate situazioni anche riguardanti la sicurezza, no? Questi ragazzini che non diciamo che non hanno abitudini, non hanno valori che avevamo noi alla loro età. Eppure che un ragazzino di 15 anni dovrebbe essere sostanzialmente come un ragazzino di 15 anni di oggi, dovrebbe essere come un ragazzino di 15 anni di 30, 40, 50 anni fa. In realtà non è così. E quindi le punizioni che magari prendevano in famiglia o prendevano anche dalla legge quando eravamo ragazzi noi sono diverse. E questo a cosa è dovuto? Sicuramente a scelte politiche. Ma tutte le persone, compresa mia moglie con la quale ho discusso ieri sera, che oggi si lamentano del fatto che tanto alla politica non ci credo più perché fanno tutti la stessa cosa, se ci sono dei politici che fanno tutti la stessa cosa è perché qualcuno ha eletto quei politici in Parlamento, qualcuno ha eletto quei politici in Consiglio Comunale o in Consiglio Regionale. Quindi non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e dire è colpa degli altri. Vuol dire che il popolo italiano in massa ha eletto dei politici che alla fine, quando arrivano in Parlamento, fanno dell'altro. Questo penso che lo condividi anche tu. Dopo c'è un problema, e chiudo, legato all'informazione, legato appunto alle notizie che vengono date. Da sempre noi che siamo in Lega, io sono in Lega da metà anni 90, quindi molto dopo di te, sappiamo che l'informazione a noi ci ha sempre schifato, anzi se può ci colpisce e continua a colpirci, magari anche con delle fake news, con delle bugie. E questo dipende anche dalla politica, perché se oggi, io non me la prendo con gli amici di Forza Italia, però se oggi noi abbiamo un partito nel centrodestra che però ha delle televisioni che fanno comunicazione non tanto dissimile dalla 7 o da Rai 3, una ragione c'è. Avete votato Forza Italia perché era simpatico Berlusconi, siamo d'accordo, Berlusconi era simpatico anche a me, io mi divertivo tantissimo a guardarlo in televisione perché era un istrione. Però Forza Italia, ragazzi, non fa le stesse cose che si propone di fare la Lega. Quindi non mi potete, e chiudo davvero, dirmi io voto a Forza Italia perché si presenta meglio della Lega. Non c'entra, contano i contenuti e noi i contenuti li abbiamo. Altri partiti dal centro-destra al centro-sinistra non li hanno come noi.
Ciao, grazie Sammy. Grazie a te. Chiamate 0292947222. Oh, vedo che non sono l'unico che discute con la moglie a tavola. Beh, ma è giusto, si chiama democrazia. A proposito di fango, vi ricordo oggi il Fatto Quotidiano campione di fango contro il governo, in particolare contro la Lega, perché mette in prima pagina il faccione del barbone amico, a quanto pare amico di tutti. Il pentito amico parla dei contatti in Lega e Forza Italia e dice nelle intercettazioni che chissà come mai svolazzano fuori senza problemi sul Fatto Quotidiano: Molteni mio amico, l'uomo dei senesi a Milano citò il leghista e Caon, Forza Italia e misto, che dice forse lo portai alla Camera, verbali con politici omissati. Bene, c'è l'omissis, però il Fatto Quotidiano li spiattella tranquillamente, cose sicuramente utili per le indagini, sì, per sputtanare. Il Fatto Quotidiano ne parla oggi anche all'interno. Solo per un attimo vi porto sul quotidiano La Stampa, che tra quelli che hanno ribattuto la notizia in apertura: Trump, Iran sì alla trattativa. Ed è quindi una bellissima notizia, non si bombarda, non si distrugge una civiltà e forse al più presto si riapre lo stretto di Hormuz, ma imperdibile a pagina 11, signori, l'intervista con Paolo Gentiloni. Dai, questo sì che ci tira su il molare, cari dentisti. La guerra è una catastrofe per l'Europa. Per ora ha fatto solo un regalo a Putin, dice Paolo Gentiloni, l'ex premier. La distanza di Meloni da Trump sempre troppo poca e troppo tardi. Evitiamo il gas russo. Chiaro che se lo dice Gentiloni vuol dire che invece sarebbe il caso di riprendercelo. I danni peggiori per via del blocco di Hormuz sono per il Giappone, per i paesi asiatici, poi viene l'Europa. Bisogna limitare le fiammate inflazionistiche difendendo il potere d'acquisto e non isolare l'Italia. Dopo il referendum si parla molto del no dei giovani, troppo poco del futuro del paese che li riguarda. Queste le parole del guru Gentiloni oggi sul quotidiano La Stampa. Ciao Sammy, vorrei venire alla manifestazione ma non so a chi mandare le mail. Partirei da Gallarate, telefono a Ghiringhelli? Ma caro ascoltatore o ascoltatrice, chiama chi vuoi. La sezione della Lega a te più vicina sicuramente sa qualche cosa, ma anche militanti, semplicemente dei leghisti ti sanno indirizzare. Se poi vai sul sito legaonline.it ci sono proprio i pullman e quindi i numeri di telefono di tutti quelli che organizzano pullman anche da Gallarate, te lo posso confermare. L'ultima chiamata, poi me ne vado. Pronto? È caduta, temo che la remigrazione non serva, con l'espulsione rientrano dalla finestra. Farei in modo che vengano portati nel loro paese a scontare la pena nel carcere del loro paese. Brava Cristiana, parleremo anche di questo alla manifestazione del 18 aprile, l'invito è quello di esserci, ma sappiate che Radio Libertà trasmetterà tutto quanto in diretta. Me ne vado, l'editoriale del direttore Sallusti, poi puntatona con Giulio Cainarca in studio e io ritorno alle ore 11. Avete